Sì, assolutamente sì. Quest'anno Under 17, Under 15, Under 12 abbiamo tesserato 61 ragazze, abbiamo uno staff completo, ogni squadra ha la sua allenatrice, il preparatore, il medico, il fisioterapista, il dirigente accompagnatore e stiamo facendo bene sia nei campionati Under 15, Under 17 e nell'Under 12 c'è un bel gruppo di ragazzine piccole che addirittura ha fatto una competizione con gli esordienti maschietti comportandosi molto bene. Siamo certi che questa organizzazione nei prossimi anni sarà lo sviluppo ancora maggiore per la società, perché diciamo, la società ha investito molto per formare questi gruppi, che non è una cosa semplice in quanto li devi andare a reclutare, e dobbiamo dire che appena parliamo di Palermo tante ragazzine sono venute spontaneamente a cercare di fare parte di questo progetto. Allora, io confesso che sono rimasto molto sorpreso perché pensavo che tecnicamente il livello fosse diciamo basso e di crescita, e invece c'è un livello, specialmente in alcune ragazze, molto alto, e le nostre allenatrici stanno lavorando in profondità soprattutto sulla parte tecnica per cercare di migliorarle. E le ambizioni quali sono? Che loro pensano al professionismo che diventerà realtà dal 2023, però non è il momento questo di pensare a questa situazione, oggi è il momento di formarsi, la fortuna di fare calcio all'aperto, di non pagare e soprattutto di crescere con una maglia gloriosa. Loro usano le nostre maglie rosanero ovviamente, quelle con la fascia antica, sono bellissime da vedere, è una cosa spettacolare, quindi stiamo anche facendo del sociale e soprattutto stiamo portando le giovani leve ad amare il Palermo, che si chiama Pellegrino, che già gioca in primavera, ha fatto pure qualche apparizione in prima squadra. Sì, c'è la possibilità, perché ci sono alcune ragazze molto determinate che hanno un margine di crescita che fa ben sperare. Ovviamente quello che noi raccomandiamo è la serietà nel lavoro, la crescita continua per loro stesse, perché qua è più importante la crescita delle atlete che non il raggiungimento dei risultati. Poi fare il risultato fa piacere perché fa parte del processo di crescita, però quello che ci interessa è creare veramente un movimento forte che, ripeto, con 61 tesserate è un movimento, io ritengo, fra i più importanti in Sicilia sicuramente, e poi dobbiamo cercare però di fare esperienze anche fuori dal territorio siciliano. No, si sviluppa perché il settore giovanile è tutto a carico ovviamente della società, del Football Club Palermo, però stiamo facendo questa bellissima sinergia con la SSD Palermo e con Cinzia Valenti, che chiaramente è una donna, è un vulcano, perché lei da tanti anni fa questa attività e non vi nascondo che è sempre piena di iniziativa e di entusiasmo, è una cosa bellissima questo. Ma al di là di questo, il livello economico, certo, ci interessa sempre avere degli sponsor che sposino il progetto di crescita di queste ragazze e che ci aiutino a cercare di certificare questo movimento in crescita.